Eccoci di nuovo in onda col Condominio Risponde, la nostra diretta del giovedì pomeriggio in collaborazione con ANACI, amministratori di condominio, Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Cosa sta succedendo? Cambruzzi, avvocato Alvigini, vedo che vi scambiate. Discutavamo adesso un consulto in diretta. Si faccia spiegare cosa voleva raccontarmi. Cosa voleva aggiungere a proposito di quello che è successo prima? No, siccome l'argomento di oggi è l'articolo 1135. Le spese straordinarie. È importante ricordare anche come c'è un potere diretto di intervento dell'amministratore. Ok. E cioè anche l'amministratore può ordinare lavori di natura straordinaria quando questi siano urgenti ed indifferibili. E ovviamente nell'ambito di quello che è necessario per mettere in sicurezza il fabbricato. Dopodiché l'amministratore dovrà riferire all'assemblea per dire la situazione era questa, ho dovuto intervenire e fare questo, insomma. Certo. Ecco, quindi non ci sono solo i lavori straordinari ordinati dall'assemblea, ma ci possono essere anche quelli ordinati dall'amministratore. L'avvocato sta dicendo che se cade un cornicione l'amministratore deve transennare, che non si azzardi a commissionare l'impalcatura che va su per fare i lavori perché glielo contestano, deve convocare subito l'assemblea, mettere in sicurezza i luoghi, mettere in sicurezza i luoghi. Mettere in sicurezza. Però non proseguire con i lavori. Ecco, al limite quando si rompe la caldaia alla vigilia di Natale, ecco, quello sì. Ecco, ma non può, ecco, in quel caso non può mettere una caldaia moderna, condensazione, eccetera. Per non avere contestazione, deve sostituire la vecchia caldaia con una delle stesse caratteristiche di 20 anni prima. E come fa? Si trova ancora sul mercato? Sì. Ah, ok. No, vabbè, chiedevo. No, comunque penso che insomma quello che ha detto l'avvocato, insomma i due aggettivi urgenti e indifferibili siano i due punti di riferimento, insomma, per capire la portata dell'intervento che può avere l'amministratore. Prego. La sostanza di quello che ha detto l'avvocato in termini giuridici è che l'amministratore, sempre a detta di questo legislatore che molto probabilmente l'italiano lo conosce poco, quegli articoli che fa, è che chi delibera le spese sono sempre i condomini, non è mai l'amministratore. Quindi l'amministratore, in quei casi urgenti che non riesce a convocare e ad avvisare i condomini, può, e in molti casi deve, provvedere perché non si aggravi la spesa e non si aggravino i danni e poi mettere in condizioni subito, ecco perché lui può demolire i pezzi pericolanti perché non ha tempo, se non ha tempo di convocare l'assemblea, e subito dopo fare convocare l'assemblea una volta che ha transennato ed eliminato il pericolo, perché i condomini possono decidere che strada prendere per fare la seconda parte normalmente dell'ordinanza, che è quello di poi riparare e di integrare poi il decoro architettonico con i colori che poi il comune dice o con quelli esistenti. Quindi questo era il significato. L'accantonamento della spesa straordinaria, se non viene corrisposta, l'amministratore procede col decreto ingiuntivo. L'impresa che ha fatto i lavori, se non viene onorata con quanto avanza, non può citare e fare decreto ingiuntivo al condominio. Con la nuova disposizione del 220 deve fare, quando l'amministratore gli dà l'elenco di chi non ha versato, deve fare causa, cioè decreto ingiuntivo per la quota specifica del condomino che non ha versato. Ora, anche questa è una buffonata che rientra come quasi tutti gli articoli del 220, perché il creditore chiama in causa, normalmente o è un fallito o ha già venduto e si è mangiato i soldi, insomma è difficile che il creditore possa colpire e recuperare i soldi, anche seppur la piccola quota di competenza del condomino moroso possa recuperare. Passati i 4 anni, quando il giudice stabilisce che quello è nulla tenente perché non ha più niente, allora in quel caso il creditore si rivolge al condominio e pretende, ma oltre alla cifra che non è stata versata, ci sono tutte le spese e gli interessi che sono decorsi nei 4 anni. Tanto questo per precisare quando ci si mette a rincorrere i creditori. Visto che stiamo parlando di 1135, approfittiamo anche della presenza dell'autorevolezza dell'avvocato Alvigini, il problema per noi amministratori è anche un altro.
L'amministratore, in quello che stava dicendo giustamente il socio fondatore Geometra Cambruzzi, non si deve trovare in quella condizione, o perlomeno dovrebbe evitare di trovarsi in quella condizione, perché lui, se applica bene il 1135 quarto comma, non dovrebbe iniziare i lavori prima di aver preso, diciamo, la provvista. Addirittura potrebbe fare anche delle altre cose, potrebbe, se è possibile, frazionare il tipo di lavoro e andare per, diciamo così, per step parziali, ma avendo la provvista, perché in teoria i condomini che poi dovrebbero pagare l'eventuale diciamo, ritorno alla comunità di un debito che dovrebbe pagare il singolo, potrebbero in qualche maniera mettere l'eccezione dicendo è colpa dell'amministratore che ha iniziato i lavori prima di avere la provvista, ed è per questo che è nato quell'articolo, proprio perché i lavori e la parte dei lavori, anche la proporzionalità dei lavori, iniziassero e possono iniziare solo e se la provvista è costituita. Perfetto, io ho anche un'altra domanda che è arrivata sempre via mail, più formale diciamo che sostanziale, ma ve la sottopongo. Ho ricevuto la convocazione dell'assemblea del mio condominio solo il giorno prima della data fissata e lo stesso è successo ad una mia vicina. Sono andato lo stesso all'assemblea e ho protestato per questo fatto. L'amministratore ha detto che visto che ero presente si poteva deliberare. È corretto? Direi di sì, così a occhio e croce. Ovvio. Se non poteva far de manco, no? Se stava a casa allora sì. Così. Se stava a casa sì. Se stava a casa potevano non deliberare. Certo, ecco. Ma quando va convocata un'assemblea c'è una terminologia? 5 giorni prima. No, non una terminologia, una tempistica. 5 giorni prima. 5 giorni prima. O come funzionano le poste, 15 giorni prima siamo sicuri che arriva 5 giorni prima. Attenzione, 5 giorni prima la data, no? data della prima convocazione, non della seconda convocazione. Attenzione al regolamento di condominio però, certo. Perché se il regolamento di condominio impone più di 5 giorni, 5 giorni non sono derogabili sotto, ma invece sono derogabili sopra, certo. Quindi se c'è scritto 10, 12, 15 giorni l'amministratore deve attenersi a quel regolamento sempre. Sì. L'ingegnere è preparato. Perfetto, altra domanda in attesa delle telefonate. Con la mia impresa abbiamo rifatto la rete fognaria del condominio. L'amministratore mi ha corrisposto solo un acconto affermando che la cassa è in rosso. Avanzo ancora circa 25.000 euro e i mesi passano. L'avvocato mi dice che la procedura per il recupero è lunga e complessa. Avvocato, è vero? È molto complessa. Lunga e molto complessa. È molto complessa e molto dolorosa. Ma tutto nasce da una sentenza del 2008 delle sezioni unite della Corte di Cassazione che ha rotto un principio che era invalso fino a quell'epoca, per cui vi era la solidarietà da parte dei condomini nel pagamento dei debiti del condominio. Okay. E cioè l'impresa creditrice di una certa somma avrebbe potuto rivolgersi indifferentemente per l'intero suo credito verso uno qualsiasi dei condomini. Questo poveretto era costretto a pagare e poi si rivaleva nei confronti degli altri. Funziona Dal così il principio 2008 di solidarietà, si è rotto questo equilibrio, per cui ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione il creditore deve ottenere un titolo di credito, quindi un decreto ingiuntivo o una sentenza verso il condominio, dopodiché chiederà all'amministratore quali sono i condomini che non hanno pagato, dovrà agire nei confronti di costoro pro quota e esperire l'azione esecutiva nei loro confronti. Solo dopo che questa azione è stata infruttifera potrà rivolgersi ai condomini che hanno già pagato la loro quota, sempre pro quota, quindi si immagini i costi e i tempi per la soddisfazione. Tant'è che, questa è una notazione che può interessare, c'è qualcuno dopo questa sentenza che ha detto ma io devo pagare per 50 millesimi, non chiedetemi di pagare anche per gli altri. Perché? Perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione. Allora succede spesso che nei condomini ci sia un condomino che è fallito o che è esecutato, che quindi non è in grado di pagare, però le bollette vanno pagate lo stesso, le utenze vanno pagate lo stesso. Allora l'amministratore cosa fa? Chiede agli altri condomini di anticipare le somme per conto di quei condomini. Ma c'era questa sentenza, allora qualcuno diceva no, c'è una sentenza delle sezioni unite, come si fa?
Ecco che la Cassazione è intervenuta successivamente Nuovamente, dicendo: Si è tentato. fermo il principio di cui sopra, Sì. è possibile e legittima la delibera che distribuisca provvisoriamente, in attesa del recupero, le somme dei morosi spalmandole su quelli che sono virtuosi, cioè fra quelli che hanno pagato. Quindi hanno fatto rientrare dalla porta quello che era uscito dalla finestra. Sì, però è quello che in attesa che stiamo Vuol dire sine die. Ecco, siamo realisti, mai Sì. l'ultimo a essere soddisfatto come creditore è il condominio, escluso le parti e le competenze professionali dell'avvocato che ha seguito la pratica. Il condominio non porta a casa niente. Per esempio qui a Padova l'esecuzione immobiliare, quando si fa un decreto ingiuntivo, dura da 7 a 9 anni e 7-9 anni le spese di condominio continuano a maturare, e chi compra è solo per il secondo, per 2 anni che interviene e restituisce, e gli altri 5 o 7 che sono i condomini, io devo pagare per lui, io, e nascono quelle disarmonie complessa, che in condominio invece ci dovrebbero essere. Abbiamo un'altra richiesta. In assemblea abbiamo approvato i lavori per rifare il muro di sostegno del cortile. La cifra è importante, l'amministratore ci ha chiesto le quote di partecipazione. Constatato che i lavori non partono, ho chiesto le motivazioni. Mi ha risposto che solo meno della metà ha versato quanto dovuto, di conseguenza non ordina i lavori. La mia domanda è: se il muro frana e causa danni, chi è il responsabile? Risponde lui. No, gira l'interrogativo a Francesco Burrelli. Alla fine lo sapevo che arrivava qua. E gli amici cosa servono? Allora, due premesse. Allora, intanto l'amministratore, nel frattempo che partono i lavori, se ci sono dei pericoli deve mettere in condizione il muro o qualunque altra cosa che ci sia, in condizioni che non si possano creare danni, a prescindere che io faccia i lavori straordinari. Devo garantire la sicurezza sia dei condomini, dei passanti o di chiunque ci sia vicino. Quindi se lui si è messo d'accordo con la ditta che non inizia finché non ha il fondo costituito rispetto a quello che dicevamo prima, 1135 il quarto comma, va benissimo, ma con la stessa dovrebbe far fare una, diciamo così, protezione a quel muro, un transennamento a quel muro, un puntellamento a quel muro, in modo che quel muro nel frattempo che io inizi non abbia problemi. Questo anche se ci sono da spendere dei soldi, perché anche quelli sono urgenti e procrastinabili perché non si inizia, perché questo garantisce la sicurezza indipendentemente dal fatto che il lavoro sia deliberato e io non lo posso eseguire. Questo è il comportamento corretto, quindi mandare una lettera a tutti i condomini, ai virtuosi e ai morosi, dicendo: non stiamo iniziando, per colpa dei morosi stiamo ritardando, ho dovuto fare dei lavori di contenimento o comunque di protezione, e pertanto poi l'Assemblea stabilirà se questi lavori ulteriori che andremo poi a ripartire saranno a carico di quei morosi che non hanno sentito che non hanno diciamo, consentito di fare il lavoro nei tempi. Ma questo è un altro problema. La cosa importante è che l'amministratore tuteli con un atto conservativo i condomini, perché quello è il suo problema, perché il giudice gli farà subito una domanda dicendo: cosa ha fatto lei per impedire nel frattempo che i lavori si facevano. Quindi la prima cosa da fare è andare a controllare che non ci siano possibili danni nel frattempo che si ritardano i lavori. Perfetto. E va aggiunto che l'amministratore deve fare i decreti ingiuntivi. Sempre. Nel senso che è giusto, se c'è qualcuno che non ha pagato non è che può, deve. Perché poi qualche condomino potrebbe dire: non sono stati fatti i lavori perché non ti sei mosso per tempo. È per questo che ci siamo portati l'avvocato. Noi diciamo tutta la prima parte, poi la parte poi che deve dire l'avvocato la dice direttamente lui. Dell'attuazione concreta di quello che diciamo poi giustamente passa all'avvocato. Quindi è un atto dovuto, insomma. Sì. Bisogna. E non ha necessità di avere nessuna approvazione, è malagestio se non lo fa. È lui che paga, è lui che paga se dovesse succedere che non riesce a recuperare perché non è partito nei tempi debiti. Noi questo indottriniamo i nostri associati e lo hanno capito. Indottriniamo addirittura, sì. Certo. No, vabbè, insomma,
mi sembra che sia una situazione che è troppo importante, troppo, cioè, i rischi, le conseguenze possono essere troppo pesanti. Pensi adesso, come diceva prima il collega, con l'aumento dei costi, sia ormai il riscaldamento da domani in teoria dovremmo spegnere, ma la luce continuerà, e poi avremo, come ha detto Draghi, avremo un impianto, felice espressione, abbiamo 15 aprile è vero, ha detto una cosa che sembra che magari ci dimentichiamo, però è vero che dal 15 aprile i condomini con riscaldamento centralizzato in teoria viene spento tutto. Infatti dopo insomma mi sembra che il clima quest'anno per ora sia abbastanza clemente, però se poi arriva un altro abbassamento. Diciamo la settimana scorsa era caldo, poi è venuta una botta del freddo, esatto. Ecco, e noi andremo a chiudere. 15 certamente aprile, è vero. Col buon senso, a Pasqua si sta in casa, io penso che la maggioranza dei colleghi non vadano a chiudere il riscaldamento, lo chiuderanno martedì successivo. Ok, dopo Pasquetta, il primo giorno lavorativo post feste, esatto. Post feste pasquali. A parte il fatto che tutti gli impianti hanno delle sonde che regolano, si accendono e si spengono in automatico col variare la temperatura esterna, per cui non ci sono sprechi, perché in automatico l'impianto si spegne. Sì, se la temperatura è alta. Sì. Ok, ho ancora una richiesta che è arrivata via mail. Abito in un residence di 3 condomini da 8 appartamenti ciascuno, dove negli anni ci siamo ricavati dei posti auto per la seconda auto in tacito consenso e tranquillità, mentre la prima auto la mettiamo in garage. Ma nuovi inquilini arrivati hanno deciso che il proprio garage serve come magazzino e le 2 auto le parcheggiano nei posti comuni. Questi dicono che sono parti comuni e quindi possono lasciare le 2 auto parcheggiate dove meglio credono, perché i posti non sono assegnati ma liberi, è giusto? Oddio. Diciamo che è normale queste situazioni, sarebbe interessante verificare quando hanno stabilito ognuno dei partecipanti al condominio, se l'hanno fatto con se hanno fatto qualche cosa di scritto. Se c'è qualche cosa di scritto, il nuovo arrivato sta zitto e va a parcheggiare da un'altra parte la seconda macchina. Se invece non c'hanno niente, ha ragione il nuovo arrivato. Molto spesso il nuovo arrivato rovina l'armonia che negli anni si è costituita all'interno del condominio. Perché? Perché non conosce la storia. Io mi riferisco in particolare quando arriva che vuole cambiare l'amministratore, manco lo conosce, lo vuole cambiare perché lui ne ha uno tanto bravo, onesto pare, il quale non ha fatto il DM che abbiamo accennato prima del 140 e non può fare l'amministratore. Sì. Ecco, interessante è, lo ripeto ancora una volta, che gli amministratori per esercitare la professione di amministratore devono avere annualmente l'attestato di aver frequentato il corso del 140. Piccolo particolare, se hanno firmato i contratti del 140 e non hanno il DM, è nullo tutto. Sì. Non è uno scherzo. E nullo vuol dire che non produce mai effetti? No. Fin dall'inizio. Per cui si sognano di avere il beneficio. Sì, integrerei un paio di cose proprio per dare la possibilità a chi ci ha fatto la domanda, anche perché voglio trascinare dentro l'avvocato, se no è inutile che ce lo portiamo dietro. Intanto ci sono 2 cambi di destinazione d'uso, uno del box che diventa magazzino e uno del cortile che mettono le macchine, quindi bisognerebbe dare uno sguardo a quel regolamento di condominio, dopodiché andare a vedere se hanno fatto questi 2 cambi di destinazione d'uso, se no, dato che è arrivato il nuovo condomino, se fossi stato io amministratore avrei messo il doppio cambio di destinazione d'uso e poi saremmo andati a discutere e a ragionare, perché il primo non lo può cambiare perché se era contrattuale la macchina la metti nel box sotto, il secondo tutto da discutere perché è chiaro che se c'è l'accordo ma non era registrato e quindi opponibile ai terzi, il nuovo che è arrivato ha messo tutto in discussione, quindi rimettere tutto in discussione, ma sicuramente la prima parte lui la prima macchina la mette nel box, non nel magazzino, perché il magazzino non esiste se è catastato come box. Ecco, c'è anche margine, anche se non c'è l'atto preparato dell'accordo. Ha approfondito l'argomento. Ecco, poi io mi domando anche onestamente se si può parlare in questo caso, siccome nel diritto si parla anche di consuetudine, no? In questo caso, se c'è una consuetudine consolidata tra i condomini, non può valere anche in qualche caso come norma che siccome viene considerata consuetudine diventa
No, è un, No? vecchio, In questa- è un vecchio concetto che per la in verità questo ambito la no. Cassazione No. aveva sposato fino a una certa epoca vedi. e poi ha abbandonato. La cosa più importante, perché i posti auto sono sempre una fonte inesauribile di contenzioso, di liti, addirittura aprendo i quotidiani vediamo che ci sono episodi di violenza per il parcheggio. Quindi Sì, ma anche non solo a casa, anche al supermercato. Se tu sei lì che aspetti e uno arriva e di fretta te la prende, guai al mondo. Sì, voglio dire, il parcheggio è una cosa che agita molto gli animi. Sì, quella del è una parcheggio, cosa sì. che quindi bisogna stare molto attenti. Questo è vero. Non è una cosa bagatellare. Bisognerebbe anche fare un'analisi psicologica del perché, ma intanto ci fermiamo alla No, mera, nel senso, alla mera allora la questione prima di cosa diritto. da guardare è: ci sono posti auto per tutti? Ecco, prima Questa è cosa, la sì. prima cosa da vedere. Le unità ognuno. sono 10, ci devono essere 10 posti auto e ognuno non può occuparne più di uno. Se i posti auto, se poi il giardino o lo scoperto è enorme, beh, insomma è compatibile con la destinazione d'uso di questo scoperto, perché no? Si può parcheggiare anche la seconda auto, a meno che, come diceva l'ingegnere Burrelli, ci sia un regolamento che disciplina in maniera diversa l'utilizzo dello spazio, se no. Ma Bene. di più ancora, quell'ordine del giorno, con quel cambio di destinazione d'uso, le maggioranze sono completamente diverse, sono 4/5, bisogna convocare l'assemblea in un certo modo, quindi bisogna fare un'analisi approfondita. Credo che a Padova possono rivolgersi direttamente all'avvocato Alvegini, che gli darà il modo come mettere all'ordine del giorno e come tutelare e controllare i diritti di tutti Normalmente rispettando il quando sono codice pochi è civile. l'unanimità. Sì. Perfetto, abbiamo un minuto, lei mi aveva chiesto a inizio Sì. puntata di poter fare dei saluti. Vorrei approfittare Prego. a nome dell'associazione ANACI di fare a tutti coloro che ci stanno guardando gli auguri di una serena, tranquilla e sana Pasqua. vacanza per Pasqua e Pasquetta, perché da quello che vediamo che ci bombardano coi giornali, con la televisione, il futuro non è che lo vedo tanto roseo, per cui tanti auguri a tutti coloro che ci stanno guardando. Beh, credo sia un augurio che verrà assolutamente apprezzato, si è preso anche l'applauso di Francesco Burrelli direttamente Ci associamo tutti. Bene, Certo. siamo arrivati alla conclusione, gli auguri ovviamente anche da parte mia, ma che insomma conduco questa trasmissione da diversi giovedì, insomma mi sento un po' parte anche della famiglia. Ormai come è dire. diventata un'esperta anche lei. Una socia onoraria se vuole. Sì, quello è scontato. Grazie a Grazie Giorgio a lei, Cambruzzi, grazie a tutti. socio fondatore di ANACI, grazie all'avvocato Paolo Alvigini, direttore Buona del Centro serata a Studi tutti. ANACI, e grazie ovviamente anche a Francesco Burrelli, presidente nazionale ANACI, che è stato collegato con noi da Torino. Grazie a voi, ciao amici, alla Ciao, prossima. Francesco. Buona Pasqua a tutti e a tutte le vostre Auguri. famiglie. Grazie, Ciao. grazie ovviamente, auguri anche da parte mia Contraccambiamo. e appuntamento a giovedì prossimo ancora con un'altra puntata del Condominio Risponde. Arrivederci. Buona serata. ANACI Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore ANACI, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica.